Esploriamo Bitcoin, bentrovati, seconda puntata del primo format in Italia che cerca di esplorare per l'appunto le caratteristiche di una tecnologia senza pregiudizi in 6 puntate con i massimi esperti del settore. Nella puntata precedente, la prima puntata, si è parlato tanto di scarsità, si è parlato di fiducia nelle istituzioni con 2 esperti, Giacomo Zucco e Guybrush, a cui ridò il benvenuto perché sono sempre loro gli ospiti di questa seconda puntata, quindi ben trovato a Guybrush, esperto di cyber security e co-conduttore del Bitcoin Italia podcast, e anche a Giacomo Zucco, divulgatore e direttore di Plan B Network. Ben ritrovati, buonasera. La puntata precedente è stata chiusa per l'appunto con il concetto di scarsità e con il concetto in particolare di scarsità digitale, cioè una caratteristica che Bitcoin prova a ricostruire nel mondo digitale ereditandola da uno dei paragoni che viene più fatto generalmente, quello con l'oro. Probabilmente avete sentito parlare di oro digitale, quindi come sempre aspettiamo e guardiamo con attenzione il servizio di Marco Costanza e poi approfondiamo. Oro digitale. Così Larry Fink, CEO di BlackRock, la più grande società di investimenti al mondo con oltre 10.000 miliardi in gestione, ha definito Bitcoin. Il paragone tra l'oro e Bitcoin non è casuale. Entrambi possono essere facilmente considerati beni scarsi e beni di rifugio in momenti di incertezza economica. Ma quali sono le caratteristiche che condividono questi 2 asset e soprattutto può Bitcoin replicare davvero il successo dell'oro? Analizziamo insieme i punti fondamentali. Scarsità. L'oro è una risorsa rara e limitata nel nostro pianeta, ma la quantità estraibile esatta è ancora incerta. In uno scenario futuro, sicuramente lontano, ma non totalmente impossibile, potremmo addirittura trovarne in quantità pressoché infinite nello spazio. Al contrario, Bitcoin ha una scarsità determinata matematicamente. Il suo limite massimo è fissato a 21 milioni di unità. Questa caratteristica lo rende l'unico asset veramente limitato non solo sulla Terra, ma potenzialmente dell'intero universo. Sicurezza. La conservazione di grandi quantità di oro richiede misure di sicurezza notevoli, costi elevati e infrastrutture specifiche. Bitcoin, al contrario, può essere custodito in modo sicuro utilizzando semplicemente una serie di 12 parole che proteggono le chiavi private di accesso. Questa facilità di custodia lo rende accessibile a chiunque e dovunque nel mondo in qualsiasi momento. Verificabilità. L'oro necessita di strumenti specifici per verificare la purezza e l'autenticità di esso, come bilanci di precisione e test di caratura. Bitcoin, grazie alla crittografia avanzata, ha un sistema di verificabilità automatica. Ogni transazione è registrata e verificabile istantaneamente, garantendo che non possa in alcun modo essere falsificato. Trasmissibilità. Spostare l'oro, soprattutto in grandi quantità, è costoso, lento e comporta rischi significativi. Bitcoin può essere trasferito istantaneamente dall'altra parte del mondo con una semplice transazione digitale. Inoltre, essendo infinitamente divisibile, è adatto sia per micropagamenti che per transazioni miliardarie. Da questo scenario risulta chiaro come Bitcoin non solo sia un asset con potenzialità simili a quelle dell'oro, ma addirittura migliori, rappresentando di fatto un adattamento al contesto digitale globale. Tuttavia, la questione se possa realmente replicare il successo del metallo prezioso resta aperta. Bitcoin esiste da 15 anni e nonostante abbia dimostrato di essere estremamente resiliente, l'oro ha sulle spalle 5.000 anni di storia. Ecco perché molti investitori non lo considerano ancora un bene rifugio a tutti gli effetti, addossandogli principalmente la funzione di asset speculativo. E quindi oro e Bitcoin, 2 strumenti che hanno chiaramente caratteristiche diverse, però hanno anche delle affinità che ci introducono al concetto di scarsità digitale. Per l'appunto sembra quasi strano parlare di scarsità digitale, siamo abituati davanti a un computer a poter replicare all'infinito un file, a poter salvare un file, un video, un testo, un'email per migliaia, centinaia di migliaia, milioni di volte. Quindi sembra quasi assurdo parlare del fatto che nel mondo digitale si possa creare la scarsità. Eppure
E mi rivolgo a Guybrush, in qualche modo c'è stata una scoperta della scarsità digitale. Sì, una scoperta che è a livello delle scoperte più importanti della storia dell'umanità, cosa che non tutti gli esseri umani hanno la fortuna di essere testimoni, paragonabile alla scoperta del fuoco addirittura. Il problema proprio è che se vogliamo creare un sistema di pagamento non intermediato, quindi senza bisogno di riporre fiducia in una terza parte, abbiamo bisogno di creare ciò che sia una verità e di risolvere alcuni problemi matematici come il famoso problema della doppia spesa. Nel sistema finanziario classico il problema è risolto perché diciamo questo oracolo esterno, la banca, decide chi ha cosa. Quando trasferiamo del valore, per esempio io ho una moneta d'oro e la do a Giacomo, sto trasferendo una moneta d'oro, quindi il bilancio finale di questa transazione è che io ho 0 monete e lui ce ne ha una. Ma se io so una barzelletta molto divertente sulle banche centrali e racconto una barzelletta molto divertente sulle banche centrali a Giacomo, il risultato finale è che entrambi adesso sappiamo la barzelletta divertente sulle banche centrali. Quindi la caratteristica principale dell'informazione è che non si può trasferire, si replica, cioè la mia barzelletta si è replicata nel suo cervello, adesso la sa anche lui. Noi vogliamo fare in modo, ovviamente un sistema monetario che tutte le volte che viene transato, viene spostato, replica la moneta, non è efficiente, non è per niente un sistema. Ci sarebbe moneta infinita di esatto, fatto. non va bene. E quindi come facciamo a ereditare questa caratteristica dell'oro, ma migliorandolo in tutte le sue caratteristiche, quindi rendendolo più facile da trasmettere, utilizzando quella che è la nostra rete di scambio di informazioni. Satoshi Nakamoto scopre proprio questa possibilità che approfondiremo poi, sostanzialmente si tratta di legare l'informazione matematica, ciò che l'informazione porta, a una realtà fisica esterna sulla quale tutti siamo obbligati a convenire matematicamente. Non c'è possibilità di alterare la realtà fisica che supporta questa verità, quindi tutti i componenti del network convogliano verso questa verità in maniera automatica e incentivata. Il paragone con l'oro non viene da BlackRock, come ci diceva Marco nel servizio, viene proprio da Satoshi Nakamoto. Nel white paper lui parla di un'analogia diretta con il processo di estrazione dell'oro, con il processo che viene poi chiamato appunto mining nel Bitcoin. Certo, ci riferiamo naturalmente al mining di Bitcoin, ne parleremo tra poco, però in realtà in questa soluzione per trovare la scarsità digitale operano tante diverse caratteristiche di Bitcoin, tante diverse tecnologie che lavorano insieme. Si parla del mining, ma si parla anche di un termine molto inflazionato che è quello della blockchain. Giacomo Zucco, in particolare la blockchain di Bitcoin, che cos'è, come funziona? È molto ironico che sia inflazionato partecipare ad un sistema per prevenire l'inflazione. Dunque, abbiamo detto che ci serve scarsità digitale. Il mondo digitale, come tu sottolineavi, è il mondo in cui tutto non solo è riproducibile, come l'informazione, come le barzellette, ma addirittura è riproducibile in maniera perfetta. Mentre una copia a mano della Gioconda avrà comunque qualche differenza dall'originale, un JPEG della Gioconda avrà esattamente gli stessi bit, uno a uno. Qui il digitale è il mondo della copia perfetta. Come diceva Guybrush, ciò che trasmettiamo non è l'informazione, ma è sostanzialmente la prova di un sacrificio nel mondo fisico, la prova digitale di un sacrificio fisico, è la cosiddetta prova di lavoro. La prova di lavoro è la prova crittografica che abbiamo consumato dell'energia a una certa risolvendo un problema che ha una certa difficoltà, e questa prova è infinitamente replicabile, ma l'energia sacrificata non può essere risacrificata senza farlo nel mondo fisico. Certo. Quindi la prova di lavoro fa da ponte tra il mondo fisico, dove esiste la scarsità, e il mondo digitale, dove invece tutto è infinitamente riproducibile. Ti stai riferendo alla proof of work, naturalmente, Proof of work. Di cui parleremo più nel dettaglio, tra l'altro. Ma tu mi hai chiesto della blockchain. Esatto, come si configura questa proof of work, come interagisce con la blockchain? La prova di lavoro viene usata in 2 modi in Bitcoin. Un modo è creare la scarsità dell'asset, quindi creare questo oro digitale tramite l'estrazione. E qui usiamo la prova di lavoro per dimostrare che l'asset esiste, l'asset è la prova di lavoro, frazionabile, trasferibile. La seconda modalità è del riusare la prova di lavoro non solo per creare l'asset, ma anche per creare una storia di trasferimento unica nel mondo, che è la famosa blockchain o time chain, come la chiamava Satoshi Nakamoto, cioè la catena del tempo. Cioè quando io trasferisco la mia prova di lavoro frazionabile, il mio pezzettino di prova di lavoro digitale, la trasferisco a Guybrush, aspetto che un minatore di Bitcoin estragga una nuova prova di lavoro e includa
un riferimento digitale dimostrabile al mio trasferimento dentro la nuova prova di lavoro. Ora, siccome la nuova prova di lavoro è ancora una cosa unica nel mondo fisico, non può essere rifatta 1000 volte, non ci può essere doppia spesa. Praticamente Bitcoin per 2 volte traghetta la scarsità del mondo fisico nel mondo digitale, una volta per la scarsità e la seconda volta per la non rispendibilità dell'asset che trasferisco. E questa è la famosa blockchain, termine che, come dicevi, è stato abusato per indicare la qualunque. Diciamo che il termine blockchain è diventato una sorta di soluzione senza problema a cui nel mondo degli affari, della finanza e della tecnologia sono state appiccicate ogni cosa. Abbiamo visto la blockchain per il pollo nei supermercati, la blockchain per togliere l'inquinamento dai mari, di tutto, ma in realtà nel mondo di Bitcoin è una cosa semplice, è una catena di blocchi, ogni blocco corrisponde a una prova di lavoro che immette nuovo oro digitale nel sistema e che collassa la possibile storia di trasferimento a una sola versione senza poter vivere in versione alternativa. Racchiude le transazioni che sono avvenute in quella finestra temporale in un template banalmente di codice, che viene chiamato blocco. Questo blocco racchiude una serie di transazioni, ma soprattutto la cosa importante è la parte chain, più ancora che la parte block. Il blocco che racchiude le transazioni viene depositato sopra un altro blocco a cui viene concatenato e ogni volta che ne aggiungo uno diventa sempre più costoso andare a modificare il passato. Per modificare il passato 3 blocchi fa, io dovrei rifare 3 volte la prova di lavoro che è stata fatta da altri. Quindi modificare il passato nella blockchain di Bitcoin diventa costoso e il suo costo cresce esponenzialmente con la profondità. Quindi quando la mia transazione verso Guybrush viene ricoperta da un blocco e poi da un altro e poi da un altro, il costo di riscrivere la storia cresce esponenzialmente. Certo. Questo non avviene nelle blockchain gestite per esempio da banche. Quando si dice c'è la blockchain della banca, lì non c'è nessuna prova di lavoro, certo. Quindi il costo di riscrivere la storia è semplicemente che si mettano d'accordo i 3 che hanno la firma e riscrivono la storia. Ed è per questa caratteristica della prova di lavoro che poi si parla anche di immutabilità. Più passa il tempo, più diventa virtualmente impossibile andare a modificare la storia. Impossibile, perché il costo cresce esponenzialmente. Certo. Parleremo di una seconda caratteristica chiave che interagisce con questo sistema, che è quello del mining, subito dopo la pubblicità. E quindi ci tocca parlare del mining, un mining che è tanto travisato dall'informazione generalista, si parla di calcoli astrusi, si parla persino di inquinamento. Peraltro non perdetevi la prossima puntata di giovedì 14 novembre dove parleremo delle conseguenze del mining, cioè come viene effettuato il consumo energetico che è tipico del mining di Bitcoin e quali sono le implicazioni positive o negative che siano di questo consumo energetico. Però in questa sede ci concentriamo in particolare su che cos'è il mining, quindi cercando di spiegare come funziona. Parto con Guybrush. Si legge spesso sui giornali che il mining è caratterizzato da difficilissimi algoritmi e calcoli molto astrusi. È davvero così? Allora, non proprio, diciamo che questo è un modo molto ingenuo di riferirsi. Ci sono 2 modi in cui i mass media si sono riferiti a questa attività, che oggi è a tutti gli effetti un'attività industriale, ma ai tempi, nel 2009, quando la tecnologia è stata lanciata, era semplicemente dei computer, dei personal computer, che computavano un determinato numero. Adesso entriamo nel merito. E questa è la maniera ingenua, la maniera faziosa di descrivere il mining è: il mining uccide il pianeta, fa bollire gli oceani. Ma anche qua vedremo come Bitcoin avrà un impatto sul rapporto che gli esseri umani hanno col modo di produrre, trasportare e immagazzinare energia. Come funziona il mining? Sostanzialmente oggigiorno ci sono dei grandissimi capannoni pieni di computer con delle ventole di raffreddamento, dei computer tra l'altro molto elementari, quindi anche in termini di rifiuti elettronici sono molto ad un livello inferiore rispetto ai nostri semplici smartphone, su dei componenti basilari che fanno una sola cosa. Sono macchine stupide, macchine abbastanza stupide, perché fanno una cosa, non risolvono un complicatissimo problema matematico, ma cercano un numero, lanciano un numero casuale, cercano un numero casuale che risolve una computazione che vale in quel momento storico del tempo per tutti i nodi del network Bitcoin. Per figurarsi il processo del mining è bene usare piuttosto l'analogia del lancio di dadi.
quindi per richiamare proprio il processo casuale. Immaginiamo di avere 20 dadi a testa, in questo studio siamo in 3, e quindi possiamo, lanciando questi 20 dadi, ottenere il risultato massimo, se escono tutti 6, 120, o il risultato minimo, se escono tutti 1, quindi 20. Quindi abbiamo 100 valori possibili del nostro lancio di dadi. E poi decidiamo tra di noi che il primo che, lanciando i dadi, fa un valore sotto a 40, ha diritto di scrivere un'informazione, un foglietto con scritto, per esempio, le transazioni di un sistema monetario, ma non è detto, anche qualsiasi altra Spiegato informazione. il mining. Qualsiasi altra informazione. Noi lanciamo i dadi continuamente, a un certo punto uno di noi farà, 37, e vai lì e scrivi il numerello, il tuo foglietto con un'informazione. Ricominciamo a lanciare i dadi, ma a un certo punto arrivano altre 3 persone e dicono: anche io voglio lanciare i dadi. In questo caso la probabilità che esca un numero sotto 40 aumenta, perché siamo in più a lanciare i dadi. Il sistema risponde diminuendo, abbassando la soglia. All'inizio, quando eravamo solo in 3, volevamo ottenere un valore sotto il 40, adesso decidiamo che deve essere sotto il 30. In questo modo il network si bilancia e l'attività esterna industriale è indipendente, può svilupparsi nel modo in cui meglio crede, e i miner, a tutti gli effetti, sono dei fornitori di un servizio che possono sviluppare la loro industria in maniera totalmente indipendente. Quello che hai appena spiegato, insomma, il fatto che il sistema si riequilibri decidendo che il numero da cercare non è più 40, non è più sotto al 40, ma deve essere sotto al 30, rende più difficile. È il sistema di riequilibrio del mining di Bitcoin, che viene chiamato in gergo difficulty adjustment, aggiustamento della difficoltà, e che garantisce che cosa? Che non ci sia un'emissione, no? Esatto. Eccessiva rispetto a quella programmata. Perché si vuole che il sistema di emissione Bitcoin rimanga equilibrato, si vuole che rimanga equilibrato nel tempo medio di 10 minuti. Ogni informazione viene aggiunta mediamente ogni 10 minuti. Poi è ovvio quindi ogni blocco viene aggiunto ogni 10 minuti, quindi i nuovi Bitcoin vengono immessi nel mercato ogni 10 minuti. Ma se questi blocchi venissero approvati più velocemente, verrebbero emessi più Bitcoin e quindi si inflazionerebbe il mercato. Mentre invece questo meccanismo che raccontavi tu evita queste cose. Praticamente si rende più difficile la ricerca di questo numero casuale proporzionalmente a quante persone sono attive nell'attività del mining. Quindi sostanzialmente assomiglia molto di più a un processo casuale, a un lancio di dadi, piuttosto che a un'attività complessa matematica, come spesso viene descritta. Di fatto è un gioco probabilistico. Sì, un gioco probabilistico. Giacomo Zucco, il mining spesso viene anche etichettato come quasi un intermediario del sistema Bitcoin, perché spesso si dice che i miner approvano le transazioni quasi come se fossero la banca del Bitcoin, al quale è necessario sottoporre la transazione per farla approvare e poi, come dire, farla girare per l'intero network, per l'intera rete, quindi fare per l'appunto andare a buon fine la transazione. È davvero così? No, non è così. C'è un chiarimento tecnico da fare e poi un'obiezione più fondamentale. Il chiarimento tecnico è che spesso si dice che i miner confermano le transazioni. In realtà un singolo utente di Bitcoin può confermare che la transazione sia corretta, verificando la prova di lavoro che ne sta alla base e le firme digitali che la trasmettono, senza l'intervento dei miner, senza guardare la blockchain. La transazione è vera o falsa a seconda che ci sia una vera firma digitale e che la prova di lavoro alla sua origine sia vera. Quello che in realtà non può fare l'utente Bitcoin senza i miner è confermare che non ci sia una doppia transazione, cioè che la transazione fatta da Guybrush verso di me non sia vera, ma sdoppiata da un'altra verso di te. In questo senso mi serve che ci sia una storia unica e quindi devo guardare la catena dei blocchi e l'attività del mining per garantirmi la storia unica. In realtà non è un intermediario in senso stretto, anche per il fatto che è un sistema aperto, cioè come diceva prima Guybrush, chiunque può entrare con il suo set di 20 dadi, non c'è una banca centrale, non c'è una regola che decide che lui ha diritto di minare e quell'altro no, tutti possono fare mining e qualora un gruppo di minatori di Bitcoin decidano per esempio di non includere certe transazioni oppure di rifiutarsi di lavorare e spegnere le macchine, un altro gruppo in qualsiasi parte del pianeta senza nessun permesso, senza nessuna licenza accende dei computer e fa il suo calcolo. Qualora il calcolo sia molto difficile non riusciranno a trovare la soluzione, quindi la difficoltà si aggiusterà automaticamente, come diceva Guybrush, fino a scendere alla portata di tutti. Come dicevamo all'inizio, chiunque nel 2009 poteva aprire un portatile e fare mining col suo processore generalistico. Invece dopo un po' la difficoltà
a causa della concorrenza è diventata così alta che si è dovuti passare a schede video professionali e poi addirittura a chip creati esclusivamente per fare mining di Bitcoin. Sono queste chip che vengono stampati per fare solo quello e non possono fare nient'altro. Ad oggi quindi il mining è un'attività industriale estremamente professionalizzata e non si può farlo da casa nella maggior parte dei casi. È antieconomico comunque, sì, si perdono soldi. Se qualcuno vi propone di fare soldi col mining, sia a livello fai da te che a livello soprattutto cloud mining, di dare i vostri soldi a qualcuno per fare mining per voi, è una truffa. Il mining casalingo lo possono fare degli appassionati per altri motivi, che spesso magari creare calore, riciclare un po' di calore, magari avere dei bitcoin privati, perché comprarli richiede dei rischi di privacy. Quindi ci sono dei motivi per fare mining a casa vostra, ma non è guadagnare soldi. Se questa è la premessa, è una truffa quasi sempre. E poi ci sono molte interferenze tra questo processo che abbiamo descritto e la difficoltà che si aggiusta e il concetto per esempio di scarsità. Per esempio dicevamo dell'oro, che l'oro è scarso anche lui, però è scarso in maniera comunque in un certo senso elastica, cioè se l'oro aumenta di prezzo i minatori di oro possono estrarre più oro, certo non altrettanto per compensare, quindi rimane una scarsità, un'inelasticità di fondo, ma possono comunque aumentare la produzione d'oro. Un minimo di offerta si può aumentare. Sale, la miniera faccio lavorare i minatori di più, invece in Bitcoin la scarsità è assoluta, perché se aumenta il prezzo di Bitcoin, aumenta la quantità di produttori che vogliono chiaramente produrre questo bene che ora vale di più, ma il fatto che aumentino i minatori aumenta la difficoltà che fa calare la produzione. Quindi in realtà rimane perfettamente indipendentemente dalla domanda, l'offerta di Bitcoin è completamente inelastica, non cambia in alcun modo. Qui non solo abbiamo portato a scarsità nel mondo digitale, dove sembra paradossale, ma l'abbiamo addirittura aumentata. L'oro è relativamente scarso, Bitcoin è assolutamente scarso. Potrebbe esistere Bitcoin senza mining? Cioè ci sono tante critiche legate proprio al consumo energetico, si parla di sistemi alternativi, tante altre criptovalute o sedicenti tali sono passate a proof of stake, che non include la prova di lavoro, quindi non include il consumo energetico, il lavoro fisico a cui tu facevi riferimento prima per poter fornire una prova temporale nel mondo digitale. Potrebbe esistere una soluzione di questo tipo in Bitcoin? No, e quando viene venduta c'è sempre un trucco da qualche parte. Ci sono dei sistemi proof of stake, ma c'è sempre un trucco di centralizzazione. Prima di tutto perché per avere un asset scarso deve esserci appunto un sacrificio nel mondo fisico, altrimenti nel mondo digitale tutto è riproducibile. Infatti queste valute proof of stake quasi sempre sono state stampate da un ente centrale, la famosa scarsità artificiale, che ha detto io li stampo per me e adesso ve li vendo. A quel punto la proposizione di fondo, l'idea di fondo di disintermediare l'economia viene non c'è più. Stiamo rifacendo in un'altra salsa quello che già avevamo. Certo, è una banca centrale, se vogliamo, almeno in concorrenza. Il vantaggio di queste valute rispetto alla BCE è che almeno sono in concorrenza tra loro. Quindi stiamo riproponendo il sistema finanziario tradizionale con le criptovalute in salsa digitale? Sì, assolutamente. Escludendo il Bitcoin, purtroppo a oggi la scoperta di Satoshi Nakamoto è proprio questa, non si può andare cercare una soluzione più efficiente, come spesso ti dicono, la proof of work è inefficiente, il mio sistema è più efficiente. È l'unico modo di creare un meccanismo di consenso che non ha una terza parte, che ha un fondamento nella realtà, che tra l'altro è nel modo in cui nel rapporto in cui gli esseri umani hanno con l'energia, che è fondamentale. Questo sblocca effetti di secondo e terzo ordine, poi che sono stati forse metabolizzati per quanto riguarda la narrazione di Bitcoin più successivamente rispetto agli inizi, anche se in tempi non sospetti i primi, lo stesso Satoshi o Alfine, uno dei primi forse il primo utilizzatore di Bitcoin, parlavano già e pensavano già al modo in cui il mining avrebbe potuto influire sul mercato energetico, quindi molto lungimiranti. Ottimo, quindi non comandano i miner, non comandano le banche centrali in Bitcoin, non comandano aziende o fondazioni che ci stanno dietro. Chi comanda in Bitcoin? Rispondiamo a questa domanda dopo la pubblicità. Dunque chi tira le fila di Bitcoin, chi è a capo della più nota criptovaluta introdotta da Satoshi Nakamoto il 3 gennaio del 2009, non c'è una singola persona, spoiler, non c'è una singola azienda, non c'è una singola entità dietro, ci sono i cosiddetti nodi, probabilmente si potrebbe dire, i nodi che fanno parte di una rete peer-to-peer. Non stiamo parlando
di fare maglia, non stiamo parlando di un noto hobby casalingo, stiamo parlando di tecnologie naturalmente, di infrastrutture informatiche. Partiamo però dalle basi, chiedendo a Guybrush, il nostro esperto di cyber security, che cos'è una rete peer-to-peer? Allora, una rete peer-to-peer, il termine peer-to-peer comincia a emergere dagli scantinati con questi sviluppatori nerd che propongono le loro implementazioni nella prima decade degli anni 2000, quando non tutti, ma magari in tanti si ricorderanno del fenomeno Napster, uno dei primi, forse il primo esempio su grande scala di file sharing, quindi di condivisione di file. È emerso perché questa tecnologia andava a toccare un pochettino un'industria che non ha reagito nel migliore dei modi possibili, l'industria musicale e discografica. Quindi si rendeva possibile per ognuno di noi accendere il proprio computer e scambiare file musicali con qualsiasi altra persona connessa alla stessa rete, che non era ai tempi perfettamente peer-to-peer, ma adesso lo vedremo. Questa cosa ha creato un po' un impulso negativo per l'industria, quindi abbiamo avuto tanti casi. In quella decade lì, dal 2001 al 2008, abbiamo avuto circa 30.000 casi di quella che è la SIAE americana contro proprio gli utenti, i singoli utenti che accendevano il loro computer. Faceva causa agli utenti? Sì, faceva causa agli utenti in maniera diretta. La tecnologia peer-to-peer in realtà si è dimostrata talmente resistente, talmente resiliente a questo genere di attacchi burocratici, perché tecnicamente le case discografiche non potevano fare niente, avrebbero dovuto spegnere tutti i computer connessi a questa rete. Quindi la prima caratteristica che è emersa di una rete peer-to-peer è proprio l'estrema resistenza, il fatto che la rete stessa è più forte della somma delle singole parti, quindi anche eliminando una parte, andando casa per casa e spegnendo il computer di tutti, la rete sopravvive lo stesso. Quindi nel caso dell'industria discografica la reazione è stata: non possiamo batterli, cerchiamo un'alternativa migliore sul mercato, buttiamo, quindi da lì sono nati i servizi di streaming, cosa che non ha spento o eliminato la tecnologia peer-to-peer, ha reso semplicemente più comodo per l'utente un'altra soluzione, ma in realtà tutto il network peer-to-peer, tutto il file sharing è ancora lì, è ancora funzionante perfettamente. Bitcoin arriva alla fine di questo processo, nel 2008 Satoshi Nakamoto appunto pubblica questo documento in cui usa proprio il termine peer-to-peer per descrivere un'infrastruttura di nodi, ma il suo non è un peer-to-peer teorico, è un peer-to-peer topologico proprio. Quello che propone lui è che ognuno di noi con il proprio computer a casa si installi il codice di cui lui aveva fatto la prima proposta e lo faccia andare, si connetta a una rete. Chi decide che cos'è Bitcoin non sono, come dicevi tu, i miner, gli sviluppatori, le aziende, chi ci investe, è l'utente che fa andare il nodo. Chi decide che cos'è Bitcoin, quanti ce ne sono, ogni quanto vengono emessi, che cos'è un blocco, che cos'è Bitcoin, che cos'è un miner, lo decide il nodo. Cioè decide il codice che è scritto sul computer di uno di questi nodi, di uno di questi utenti. Esattamente. La rete peer-to-peer ha degli enormi vantaggi, quindi per la prima volta si contrappongono due modelli topologici differenti. Quello centralizzato, quindi del server centrale a cui noi tutti ci colleghiamo, che possiamo paragonarlo a quello che usiamo oggi con i grandi servizi Amazon, Apple, Google, tutti ci colleghiamo allo stesso server, anche i social network, inviamo i nostri dati e il server centrale si occupa di ridistribuirli agli utenti, ma in questo modo concentriamo tanto potere su un'entità sola che ha la possibilità di censurare i nostri dati, cancellare i nostri dati, rivendersi i nostri dati, farci quello che vuole. In una rete peer-to-peer invece non c'è una rete peer-to-peer ideale, non c'è un singolo punto di point of failure, come si dice, un singolo punto di fallimento, ma ogni nodo conserva, in Bitcoin soprattutto, conserva una copia esatta di tutto quello che è avvenuto, quindi eliminando, andando a tutte le transazioni che sono state fatte dalla nascita, di tutto quello che è successo dalla nascita, è in grado di, secondo alcuni protocolli, comunicare a tutti i vicini tutto quello che è successo e quello che è già successo, quindi ognuno può unirsi in ogni momento a queste reti peer-to-peer e non è censurabile, perché, come dicevo prima, come le case discografiche e i Metallica si sono resi conto nel 2001, non possiamo andare casa per casa a spegnere i computer di ognuno, non è praticamente fattibile e quindi non c'è modo di fermare una tecnologia che si basa infrastrutturalmente su una rete peer-to-peer. E quindi propone un modello, per esempio, appunto tu parlavi del modello decentralizzato, l'infrastruttura peer-to-peer propone questo modello decentralizzato che è esattamente l'opposto del modello finanziario al quale siamo abituati oggi, che è il modello centralizzato gestito unicamente dalla banca centrale, che se vogliamo
proseguire con questa analogia, è l'unico grande nodo che gestisce le regole della moneta che emette, mentre in Bitcoin a gestire le regole di Bitcoin sono tutti i software, che sono tutti gli utenti che hanno installato il software sul proprio computer e decidono di scrivere e compilare questo software secondo le loro... Se un giorno noi volessimo cambiare una di queste regole, diciamo non voglio più che ci siano 21 milioni di Bitcoin, voglio che continuiamo a emetterne perché secondo me dico una Potresti ragione farlo. astrusa. Io posso farlo, cambio il codice sul mio computer e basta, chi è che mi segue? Bisogna vedere se riesco a convincere tutti, ma parallelamente ci sarà ancora qualcuno che vorrà tenere il nodo che diceva che Bitcoin è fatto da solo 21 milioni e il mercato come reagirà? A chi darà valore? A chi conserva l'assoluta scarsità digitale di cui parlavamo prima o darà valore a me che ho inventato una nuova? Ci sono i numerosi casi già. È accaduto. È già accaduto più volte che qualcuno ha deciso di proporre una versione diversa del codice di Bitcoin, ha provato a creare la sua fantastica alternativa migliore a Bitcoin ed è fallito miseramente come meritava. Questo sembra in contraddizione peraltro con ciò che abbiamo detto all'inizio sull'unica storia transattiva che impedisce la doppia spesa o sulla scarsità, perché ognuno potrebbe crearsi infinite copie diverse di Bitcoin, ma la differenza è che da un lato chiunque può cambiare le regole per sé, ma poi il tema è dove il mercato nella sua totalità andrà, ed è realistico aspettarsi sempre che il mercato sia davanti le versioni individuali di Bitcoin che possono divergere all'infinito, possono essercene infinite, e invece la versione unica, quella tradizionale non modificata, è chiaro che la seconda manterrà la scarsità assoluta, mentre le prime potranno svilupparsi in quantità indefinita, quindi le prime finiranno per non avere valore, e infatti hanno sempre finito per non avere valore. Quindi abbiamo da una parte la libertà totale dell'individuo di cambiare le regole come vuole, e dall'altra una spinta economica a convergere tutti sullo stesso valore, che è un po' come nel linguaggio. Il linguaggio io posso inventarmelo come voglio, posso decidere che cambia regole grammaticali, l'Accademia della Crusca non è armata, quindi non può venire a impedirmelo, e i Metallica non mi possono fare causa se cambio il linguaggio, ma non lo faccio perché il linguaggio serve per parlare con altri, e quindi avere il mio linguaggio privato deciso solo da me non mi porta alla funzione del linguaggio. Quindi Bitcoin può essere da un lato cambiato da ognuno e dall'altro è anche una sorta di verità unica oggettiva a cui tutti dobbiamo, non per violenza ma per convenienza, uniformarci, altrimenti parliamo da soli, commerciamo da soli e la cosa non ha nessun senso. Hai evocato peraltro un'analogia molto frequente nel mondo anche dell'informatica, code is speech. Spesso il codice informatico viene paragonato al linguaggio, e alla libertà di poter scrivere codice viene paragonata alla libertà di espressione vera e propria. Però abbiamo parlato finora in modo un po' astratto, i nodi, il codice installato sui computer e gli utenti che installano questi nodi, che hanno la capacità di decidere le regole del software che gira sul loro computer. Ma Giacomo, è così difficile oggi installare un nodo Bitcoin sul proprio computer? È un po' diverso rispetto a farlo nel 2011? È addirittura più facile da un certo punto di vista. Abbiamo due fenomeni: da un lato la rete, se vogliamo, un po' meno puramente peer-to-peer dell'origine, nel senso che ci sono ruoli più specializzati. Nel 2009 una persona installava Bitcoin e faceva tutto, dal mining fino alla verifica delle proprie transazioni e tutto quanto. Invece adesso abbiamo dal lato i miner, come dicevamo, sono diventati degli specialisti industriali, quindi è un mercato aperto, non monopolistico e quindi non controllabile, ma comunque l'utente da sola a casa non fa più mining. Poi sono arrivati i portafogli per Bitcoin sul cellulare, che non possono più detenere tutta la storia, non puoi scaricare sul cellulare per 2 giorni tutta la storia transattiva dei blocchi. Quindi abbiamo soltanto le chiavi private che firmano le transazioni, quindi ci sono soltanto delle password segrete che servono a mandare i nostri Bitcoin, ma deleghiamo la verifica di dove sono i Bitcoin, dove sono stati trasmessi, a dei server esterni, che però non sono di nuovo il server centrale della BCE, ma sono chiunque si mette a disposizione a fare, per esempio nel wallet Electrum, ma ci sono tanti esempi, possiamo andare in giro a chiedere a diverse persone se la storia è corretta, quindi possiamo spalmare questa fiducia. E ulteriormente, tra l'altro, adesso abbiamo, Marco a inizio trasmissione, Costanza diceva Bitcoin può essere mandato istantaneamente. In realtà Bitcoin trasferito tramite la blockchain non è istantaneo, perché richiede che un blocco arrivi ogni 10 minuti in media, richiede tanti blocchi per confermare statisticamente. Quello che è istantaneo sono delle sottoreti dove degli utenti tra di loro si mettono d'accordo nel passare più velocemente Bitcoin. Un esempio viene chiamato Lightning Network, quindi quando di fatto noi andiamo oggi in El Salvador o a Lugano a pagare un caffè, non scriviamo sulla blockchain, quindi la rete è diventata da un lato molto più complessa, meno peer-to-peer, è ancora aperta, contendibile, ma è meno peer-to-peer, ci sono ruoli più definiti, dall'altra però
la tecnologia è diventata più facile. Se pagare con Bitcoin nel 2009 significava letteralmente prendere un computer portatile e mostrare un QR code o mandare un IP, un indirizzo IP che non era sicuro, oggi ci sono delle applicazioni su cellulari che vengono scaricate da un App Store e permettono un'esperienza quasi paragonabile a un PayPal, Revolut, Satispay, certo. Quasi paragonabile. Dico quasi perché, per essere onesti, c'è sempre un trade-off, un costo comunque, nulla è gratis, non esistono pasti gratis. Se da un lato i sistemi decentralizzati sono efficienti sul lungo periodo, perché non vengono fermati dalle cause legali, dagli stati, dai monopoli, dall'altra richiedono un sacrificio di efficienza nel breve periodo. Un sistema centralizzato nel breve è sempre più efficiente, perché tu hai l'arbitro unico che si prende in carico tutti i costi e ti libera da tutto, è la delega, no, dell'esperto. Certo. Nel breve è più efficiente, nel lungo però fallisce, quindi diventa meno efficiente. Quindi ancora siamo alla puntata precedente della preferenza temporale. Certo. La decentralizzazione costa nel breve, ma diventa resiliente nel lungo, mentre la centralizzazione sembra sempre perfetta fino a che fallisce e smette di funzionare. Hai parlato di compromessi, involontariamente hai introdotto il tema dell'ultimo blocco di questa puntata, perché si parlerà anche delle differenze che ci sono tra Bitcoin e il grande, immenso mondo delle criptovalute. Spesso molte criptovalute dicono di avere, come dire, transazioni più veloci o caratteristiche migliori, ma tutte queste scelte introducono dei compromessi. Che cosa significa e quali sono questi compromessi? Lo scopriamo dopo la pubblicità. Per quale motivo abbiamo deciso di fare una serie di 6 puntate su Bitcoin e non sul mondo cripto, sul mondo delle criptovalute? Ci sono dei motivi molto precisi e questi motivi sono legati al tema dei compromessi con il quale abbiamo chiuso la parte precedente con il quale apriamo quest'ultima parte. Giacomo Zucco, ci sono di nuovo tanti annunci di uffici marketing, aziende che creano criptovalute, che sostengono che la loro criptovaluta ha transazioni più veloci, è possibile approvare più transazioni, farle più velocemente, farne molte di più, insomma sistemi più efficienti rispetto a Bitcoin che sono nati dopo Bitcoin. In realtà però c'è un motivo, no? Se Bitcoin ha determinate caratteristiche. Sì, specie se sembrano gratuite. Uno guarda Bitcoin e dice: perché Satoshi Nakamoto ha fatto un aggiustamento di difficoltà che produce un blocco ogni circa 10 minuti? Sarebbe molto più comodo avere queste conferme ogni minuto, ogni mezzo minuto, certo, ogni secondo, e sembra quasi arbitraria. Infatti sono arrivate nuove coin, copie di Bitcoin, che hanno detto: beh, io lo faccio in 5, e allora io lo faccio in 3, chi offre di più? In realtà quasi tutte queste scelte tecniche hanno un motivo molto preciso. Per esempio, se io trovo un blocco e il tempo per il blocco successivo è 1 minuto, molti minatori si troveranno a trovare la stessa altezza della blockchain in maniera casuale. Cioè il tempo che ci mette il mio blocco a diffondersi nella rete, un altro minatore dopo 1 minuto avrà già trovato un altro blocco. Questo biforca o triforca la blockchain in tante varianti, ma una sola può sopravvivere, e quelle che muoiono chiaramente hanno comportato un costo energetico molto alto senza una ricompensa, perché la ricompensa sta solo nel blocco che viene effettivamente definito come ufficiale nella linea unica. Questa può sembrare complicato, ma si traduce semplicemente in centralizzazione. I grossi minatori con un sacco di macchine ben connessi guadagnano di più, e i piccoli minatori che vogliono fare concorrenza perdono e non possono competere. Quindi si traduce in centralizzazione. Un altro esempio: anche fissando i 10 minuti come scelta di buon senso da parte di Satoshi, 50 minuti avrebbe reso l'esperienza della conferma troppo onerosa, chiaro, mentre 1 minuto avrebbe creato centralizzazione. L'altro numero magico che Satoshi sembra aver scelto a caso è: quante transazioni ci stanno in un blocco di Bitcoin? Ogni 10 minuti, quante transazioni posso fare sulla blockchain? Il numero attuale è qualche migliaio, 5.000, meno di 10.000. Questo numero reale in realtà uno potrebbe dire: beh, facciamo dei blocchi molto più grandi dove ce ne stanno 1 milione. Perché soltanto 10.000? È perché un blocco più grande ci mette più tempo a propagarsi sulla rete, e questo crea di nuovo lo stesso problema di prima, una centralizzazione in cui alcuni minatori possono giocare dei trucchi sporchi per diventare sempre più potenti, cioè i più grandi diventano sempre più grandi e i più piccoli rimangono sempre più piccoli. Quindi ogni scelta, dicevamo prima, la prova di lavoro è inefficiente
facciamo una cosa efficiente. Beh, ma se la rendi efficiente manca il sacrificio di risorse fisiche che dimostra l'unicità e la scarsità. Quindi quasi tutte queste scelte, alcune scelte possono essere perfettibili. Satoshi non era perfetto e Bitcoin non è nato perfetto, è stato migliorato, ritoccato dagli utenti che, come dicevamo prima, possono scegliere di cambiare, ma solo se tutti gli altri cambiano insieme a loro. Certo. Quindi alcune migliorie sono state fatte, si possono forse ancora fare, ma molte delle migliorie più ovvie, tra cui i 10 minuti, il numero di transazioni ai blocchi, la dimensione dei blocchi, tutte queste migliorie più ovvie non si possono importare perché avrebbero dei costi, e infatti quasi sempre questi cloni di Bitcoin che si vendono come più veloci vanno a nascondere sotto, o più veloci o più stabili o più potenti, nascondono sotto il materasso una centralizzazione, quindi qualcuno che fa un trucco per cui sembra più veloce e più efficiente perché stiamo delegando il tutto a una parte centrale. Certo, quindi soluzioni e decisioni che portano a un miglioramento dell'efficienza nel breve termine, ma con il compromesso della centralizzazione. Allora qui la domanda da porsi è probabilmente, della domanda che pongo anche a Guybrush, qual è l'obiettivo ultimo del concetto di criptovaluta, del concetto di Bitcoin e di crittografia applicata al mondo del denaro digitale? È quello di velocizzare le transazioni, di renderle più efficienti, di renderle più user friendly, se così vogliamo dire, o è forse quello di disintermediare il denaro e di conseguenza dare come dire, significativa priorità alla decentralizzazione? Allora, Bitcoin è una nuova forma, alla fine di tutti i discorsi che facciamo, è una nuova forma di denaro, non è politico, non è di destra né di sinistra, alto o basso, è una nuova forma di denaro. Le Q2 value proposition sono principalmente due. Una è quella che abbiamo già affrontato, affronta il tema della scarsità, la possibilità di creare e di utilizzare una forma di denaro che non sia inflazionabile, sulla quale non si può intervenire arbitrariamente. E la seconda è il tema della censura e della privacy, che possono sembrare per noi un tema lontano, perché la classica reazione quando si dice a un utente proteggi la tua privacy è ma io non ho niente da nascondere, che equivale un po' a dire proteggi il diritto di parola perché non proteggo il diritto di parola perché non ho niente da dire. In realtà il tema della... Lo diceva Edward Snowden, esatto. Questo, esatto. Il whistleblower dell'NSA. Esatto. Il tema dell'incensurabilità non va a toccare una questione maliziosa, non è che io voglio avere una forma di denaro con queste caratteristiche perché voglio compiere crimini. So già per certo che il denaro viene usato per atti criminali, sia che sia Bitcoin, sia che sia l'euro, sia che sia il dollaro. Questa cosa non cambia con la censura, il controllo, è già così. Anzi, una valuta centralizzata è già in questo momento, mentre parliamo, utilizzata come forma di repressione in diversi paesi, come forma di colonialismo versione 2.0 verso i paesi più poveri, quindi il denaro è già uno strumento di cui si abusa e che è già utilizzato con malizia. Un'arma di fatto. Un'arma. Noi vogliamo proporre un sistema, Satoshi Nakamoto, io dico noi, uso il plurale maiestatis, Satoshi Nakamoto propone un sistema che va ad agire su una delle due caratteristiche che ho appena detto, cioè l'incensurabilità, per fare in modo di darci la possibilità di avere uno strumento che riacquisisca le proprietà del denaro. In questo caso la rete peer-to-peer di per sé, come è progettata, implementa l'incensurabilità, e abbiamo già diversi esempi come quelli che dicevo prima del peer-to-peer, del file sharing, dell'industria che non ha potuto controllare questa tecnologia ma ha dovuto mutare, ha dovuto cambiare. Nello stesso senso la proposta economica, la proposta di value proposition che fa Bitcoin non va a uccidere i servizi bancari. Per esempio, le banche commerciali potrebbero benissimo non mettersi ortogonali a questa tecnologia e potrebbero dire fornisco non mettersi contrari a Bitcoin. Okay. Posso fornire servizi che si basano. Sicuramente la banca centrale fa fatica qualche dubbio potrebbe averlo, a rivisitarsi, quindi la banca centrale potrebbe non essere più utile, ma la banca commerciale no, esattamente come l'industria discografica si è ripensata e ha proposto un nuovo prodotto che è diventato alla fine più efficiente, l'industria bancaria potrebbe fare la stessa cosa utilizzando finalmente lo strumento denaro in maniera dignitosa, in una maniera che non può essere usata come forma di repressione e di controllo nei confronti dei singoli. E quindi insomma questo compromesso è fondamentale per il futuro di un progetto come quello di Bitcoin, ma quindi Giacomo Zucco, tutto il resto, tutte le altre criptovalute, le famose altcoin,
Non c'è nulla lì di dietro? Non c'è un futuro? La mia risposta può sorprendere ed è no, non c'è nulla e non c'è un futuro. Ovviamente ci può essere speculazione. Se una persona prende un clone di Bitcoin che vale poco e lo rivende che vale molto, ha fatto i soldi. Così come se una persona mette soldi sulla roulette sul rosso ed esce il rosso, ha fatto i soldi. Da un casino, se entrano 100 persone e tutte quante scommettono su rosso e nero dividendosi in parti uguali, dopo un giro escono 50 che hanno vinto, dopo un altro giro 25 che hanno vinto e dopo un po' di giri esce uno che è milionario e vi dirà ho trovato la chiave della ricchezza. In realtà è pura statistica, ma al netto tutti hanno perso e solo il casino ha guadagnato. Il mondo delle criptovalute è la stessa cosa. La scarsità digitale non può essere riscoperta perché è il concetto di non duplicabilità. Qui duplicare la scarsità digitale vuol dire dimenticare il concetto che abbiamo scoperto. E Bitcoin è un accordo tra persone che hanno trovato un modo di creare scarsità. Se riproduciamo infinite varianti di Bitcoin abbiamo cancellato la scarsità. Ma battere moneta è il mestiere più vecchio del mondo, come si suol dire. O forse il secondo, ma sono spesso vicini e comunque è altrettanto invitante, nel senso che è una tentazione irresistibile. Se io posso battere moneta divento padrone dell'economia, quindi è veramente difficile chiedere alle persone di non reinventare la scarsità digitale, cosa impossibile, ma anche la decentralizzazione di cui parlava Guybrush non può essere ricreata. Satoshi Nakamoto crea un oggetto che si diffonde di bocca in bocca, si diffonde in maniera organica, mettendoci tanti anni, da un nerd all'altro nerd, e poi a un trader, e poi a un commerciante, e poi a una persona del terzo mondo, e poi a Larry Flink, e si diffonde organicamente. Chi crea la nuova versione di Bitcoin non può competere con questa diffusione organica perché arriva tardi, diffuso, cioè. Allora l'unico modo che ha è provare a drogare la diffusione con una fondazione centralizzata, con una celebrity che lancia questa cosa, con dei trucchi tecnici, deve per poter competere falsare le carte e centralizzare, spesso anche va contro la privacy perché Satoshi Nakamoto è uno sconosciuto che è scomparso, invece il fondatore della nuova Bitcoin deve essere una celebrità che si fa vedere il più possibile, altrimenti non può competere. Velocissimamente, siamo d'accordo? Non esistono altre criptovalute al di fuori di Bitcoin? Assolutamente sì, a parte degli utilizzi maliziosi, in realtà la tendenza naturale di qualsiasi sistema è di tendere all'efficienza, di fatto inevitabilmente centralizzando alcuni processi. Anche nello stesso Bitcoin c'è questa tendenza nella quale tutti quelli che si interessano e si appassionano a questa tecnologia contrastano con proposte e innovazioni tecnologiche che vanno nella direzione opposta. Grazie mille Guybrush di essere stato ospite grazie a te per avermi invitato. A Esploriamo Bitcoin e grazie mille anche a Giacomo Zucco. Grazie a voi. Noi ci diamo appuntamento a giovedì 14 novembre, ore 23:30, per parlare di mining, di quello di cui abbiamo parlato in questa sede, ma non tecnicamente di come funziona il mining, di che cos'è il mining, piuttosto di quali sono le conseguenze del mining, positive o negative che possano essere. Il consumo energetico è necessariamente un male? Forse sì, forse no, lo capiremo di nuovo con gli esperti del settore. Per ora vi ringrazio di averci seguito e di nuovo l'appuntamento è giovedì al 14 novembre alle 23:30. Grazie.